Enrico Ruggeri al Festival Gabber, 19 luglio, questa sera. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Ci siamo già incontrati telefonicamente un po' di tempo fa per un'intervista, ma è troppo bello rivederti e ci fa piacere poter parlare con te perché questa sera ci sono 3 pezzi clamorosi, ce li vuoi raccontare? Sì, dunque il primo è Un'idea, che è la canzone di Gabber che ormai ho fatto un po' mia. Oggi scherzando ho chiesto che venisse ritirata la maglia, cioè che in qualche modo mi si desse l'esclusiva su questa canzone, perché è una canzone che miracolosamente è venuta bene quando l'ho provata con la mia band, l'ho fatta più di una volta e oggi la faccio con la band storica di Gabber, ma insomma mi sento perfettamente a mio agio in quella canzone, quindi aprirò così. E poi canterò Lo shampoo, con insomma evidenti scopi autoironici, però insomma è una canzone molto più profonda di quello che può sembrare, non è solo un gioco, quindi è una canzone che mi aveva sempre suggestionato, figurati adesso. Possiamo dire che c'è stata un'esplosione da parte del pubblico oggi in conferenza stampa su questa tua autoironia. In ritardo, ho detto Lo shampoo e hanno riso con qualche secondo di ritardo, piano piano si sono resi conto della stranezza del gesto. E poi chiuderò invece con una canzone che trovo molto importante perché fu uno sberleffo liberatorio nei confronti di una serie di luoghi comuni che avvelenarono molto il clima negli anni 70, quello c'hai le scarpe così, sei di destra, l'eschimo, il vestito, la maglietta a punta era di destra, cioè c'era una serie di stupidaggini che in qualche modo complicavano la vita e abbassavano il livello generale. Come spesso accadde, Gabber seppe scherzare su questa cosa e veramente fu un gesto liberatorio quando uscì con una canzone destra-sinistra nella quale lui rideva di tutti questi luoghi comuni che erano presenti nella nostra società, e la canterò con Rocco Papaleo. Al quale hai lasciato la destra casualmente. No, ma c'è uno scambio di ruoli, in realtà ci divertiamo molto, oggi ci siamo divisi equamente le parti. Quando ci siamo sentiti un po' di tempo fa avevamo proprio parlato del teatro canzone di Gabber perché il tuo disco, Frankenstein, ha, diciamo, si può in qualche modo avvicinare a un modo di raccontare l'attualità o quella sognata, no? Attraverso le canzoni, quindi c'è un po' di Gabber, dicevamo, in questo disco forse. Sì, diciamo che le metafore per raccontare qualcosa di importante sono proprie della grande tradizione della canzone d'autore italiana, di cui Gabber è una delle colonne, uno dei giganti. Io credo ancora e continuo la mia battaglia un po' donchisciottesca sul fatto che credo ancora nel fatto che un testo di una canzone sia una cosa importante, non vada gettato al vento solo per dei fonemi che magari imitano un po' l'area anglosassone, perché noi italiani siamo i più bravi a scrivere i testi, siamo sempre stati più bravi, solo i francesi per un decennio ci hanno avvicinato, poi gli italiani sono in assoluto la punta di diamante della scrittura dei testi nel mondo e quindi è un patrimonio e un primato che va difeso. Frankenstein è un tentativo del genere, continuare a fare rock, poi io sono un cantautore anomalo, io sono il cantante di un gruppo punk che a un certo punto ha iniziato a scriversi delle canzoni magari un po' più serie rispetto a quelle di quando è partito, per cui il tessuto è rock, però racconta la storia dell'uomo di oggi attraverso una serie di metafore, perché Frankenstein è la storia dell'ambizione, è la storia del confine tra la morale e il raggiungimento dei propri scopi, è la storia di un mondo che non vuole invecchiare, che chiede aiuto alla scienza per non far cadere il seno, non perdere i capelli, non perdere la virilità, non evitare le rughe, è la storia del rapporto che tutti noi abbiamo con la diversità, è la storia dell'amore, dell'odio, dell'amore che diventa odio, insomma ci sono una serie di argomenti che ho trovato molto attuali ma che ho voluto trattare attraverso la storia di un altro. Poi ho scritto anche un romanzo che è allegato, diciamo, al CD, che ripercorre gli stessi argomenti 200 anni dopo, per cui una cosa insomma
molto più complicata da spiegare che poi da godersi. Da godere, è vero. A proposito di complicarsi la vita facendo un disco e poi un romanzo, avevamo detto al telefono sarebbe bello se potessi magari partecipare al Festival di Gaber, sarebbe bello poi casualmente è diventato il titolo di un progetto simpaticissimo con Ale Franz. Sì, perché in realtà sarebbe bello, dipende da come la dici la frase, perché può essere una frase un po' perdente, no? Sarebbe bello, che vuol dire sarebbe stato bello ma non si farà mai. Oppure sarebbe bello è anche il manifesto di quelli che nella vita non si chiedono perché, si chiedono perché no, perché non farla. Quindi questa amicizia, questa affinità con Ale Franz che è passata attraverso incontri, cene e la mia partecipazione al loro programma, uno dei loro programmi di grande successo che era Buona la prima, è culminata nel fatto che io volevo fare un video diverso dagli altri, che era il brano di apertura di Frankenstein. E siccome nella mia testa stava diventando un po' troppo truculento, perché era un video nel quale c'era un pranzo nel quale io venivo tagliato in due e servito, quindi una cosa a tinte forti, mi sono reso conto che avevo bisogno di qualcosa di surreale. Io stavo facendo Greenway e avevo bisogno di qualcuno che ci mettesse dentro Tim Burton e loro sono stati bravissimi, quindi hanno sdrammatizzato il tutto alla loro maniera. Questo ci ha dato la possibilità di passare 2 giorni assieme e quindi di Sarebbe bello in Sarebbe bello abbiamo cominciato a intensificare la frequentazione ed è nato un primo copione, poi un secondo, poi delle idee, poi fogli sparsi che sono diventati uno spettacolo che ci diverte molto, che sicuramente un giorno riprenderemo. La prima è stata bella, secondo quello che si dice in giro. Vediamo un po' la seconda, la terza, la quarta e tutto. Sì, stiamo a vedere, ma insomma sì, ne abbiamo fatte 2, diciamo la data 0 a Bolzano e soprattutto il debutto più un posto storico dove eravamo tra Keith Jarrett e Patti Smith, che è il vittoriale di Gardone Riviera. Sì. E lì abbiamo guardato l'orologio e ci siamo resi conto che siamo scesi dal palco 3 ore dopo essere saliti, con la gente che diceva ma potevate rimanere ancora, e noi che dicevamo alla gente guarda che è durato 3 ore. Questo è un buon segno. Chiudiamo, abbassiamo un po' il livello dell'intervista. Si scrive spesso su Twitter, dove tu sei attivissimo, che fai ancora degli ottimi assist, sei un fantasista clamoroso. Ci dai un'esclusiva? Quando arriverà il ritiro del calciatore Ruggeri? Quello non lo so, perché non ho molto spirito critico su di me nel calcio, no? Perché il calcio è il modo che abbiamo per tenere vivo il bambino che abbiamo dentro, perché il bambino non ha autocritica e io in quello non ce l'ho, quindi me lo diranno gli altri. Quando comincerò a sentire che si diradano le telefonate per il lunedì e il giovedì calcistico, capirò che altri hanno deciso che devo abbandonare. Per chiudere, Nicola Savino, dopo l'intervista con noi, ha fatto una imitazione per salutare Velvet Music. Sentiamo come Enrico Ruggeri imita Enrico Ruggeri che saluta Velvet Music. Imiterò Nicola Savino che imita Enrico Ruggeri. E quindi ciao a tutta Velvet Music. Fa così perché esagera. Ciao Enrico, grazie. Ciao, ragazzi.